Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. No Green Pass di nuovo in corteo a Trieste, un'altra manifestazione in programma anche domani, sempre nel capoluogo giuliano, venerdì invece mobilitazione a Trieste, a Udine. I movimenti No Green Pass del Friuli Venezia Giulia sono tornati in piazza. Poco prima delle 9:30 è partito da Domio a Trieste il corteo organizzato da un gruppo di portuali. La gente come noi non molla mai è lo slogan che i partecipanti ripetono. In testa al corteo c'è Stefano Puzzer, portavoce del coordinamento 15 ottobre, che ha appoggiato la manifestazione. Trieste, un faro per il mondo, si legge tra i cartelli dei manifestanti. 1.000.000, secondo la questura, numeri confermati anche dai portuali. Domani mi aspetto una risposta dal Consiglio dei Ministri, poi faremo un Consiglio del Popolo, ha detto Puzzer. I manifestanti proseguiranno fino all'area vicina all'ingresso del porto, il punto d'arrivo del corteo previsto dai manifestanti, ma poi modificato dalla questura, doveva essere la SIOT, scelta come simbolo della protesta per gli interessi economici che il sito rappresenta per lo scalo. Per domani è previsto un nuovo corteo a Trieste, con partenza alle 17 da Piazza San Giacomo e percorso che si svilupperà lungo via Locchi per poi concludersi in Piazza dell'Unità d'Italia. A organizzare il tutto è il coordinamento No Green Pass. Anche a questa manifestazione ha aderito il coordinamento 15 ottobre. Venerdì è in programma pure un'iniziativa a Udine alle 18, con programma ancora da definire nei dettagli. Infortunio sul lavoro. Ieri sera alle Ferrere Nord di Rivoli di Osoppo, un operaio di una ditta di Tolmezzo, un 46enne di Maiano, ha riportato una grave lesione alla mano mentre stava scaricando con muletto una bobina di ferro molto calda. È stato trasportato all'ospedale di Udine dopo l'allarme lanciato dai colleghi. Sul posto sono gli ispettori di lavoro dell'azienda sanitaria e vigili del fuoco di Gemona. Conclusa l'operazione Salone di Lusso, che ha visto come vittime anche le motorizzazioni civili di Pordenone e Udine, oltre 500 le auto comunitarie usate vendute senza IVA per un giro d'affari di 8,5 milioni di euro. Aveva base operativa nel Trevigiano un'associazione a delinquere composta da 7 persone, 2 italiani, 4 cittadini rumeni e un cittadino albanese, ritenuta responsabile dalle Fiamme Gialle di Treviso di commercio illecito di autoveicoli usati di provenienza comunitaria. Frode, truffa ai danni dello Stato, falso ideologico le ipotesi di reato, coinvolte anche le motorizzazioni di Udine e Pordenone come vittime. Tra il 2015 e il 2020 3 concessionarie trevigiane hanno venduto oltre 500 autovetture comunitarie senza IVA a ignari clienti. 8 milioni e mezzo di euro il giro d'affari, con un'evasione dell'IVA di 1,5 milioni. Nel mirino acquirenti di tutto il territorio nazionale, attratti dai prezzi competitivi. La banda ha indotto gli uffici delle motorizzazioni a credere che l'IVA fosse stata versata in altri paesi europei, Germania, Francia, Spagna e Belgio, presentando documentazioni false per ottenere l'immatricolazione dei mezzi. Nel novembre scorso, per questa indagine, Salone di Lusso era già scattato un sequestro preventivo di 500.000 euro. Come fu nel 2017, anche per il G20, previsto a Roma il 30 e il 31 ottobre prossimi, è stato disposto il ripristino dei controlli del traffico veicolare in ingresso al confine tra Italia e Austria, in Friuli Venezia Giulia, da questa sera alle 22. Ripristino parziale dei controlli veicolari al confine di Stato tra Italia e Austria a partire dalle 22 di questa sera e per 7 giorni. Il provvedimento si rende necessario come fu nel 2017 per il vertice del G20 che si terrà a Roma il 30 e il 31 ottobre, per la prima volta in Italia sotto la guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. 20 paesi presenti che rappresentano il 60% della popolazione nel mondo. Capi di Stato e di Governo si riuniranno nel nuovo centro congressi La Nuvola nel quartiere dell'Euro. Tra i temi dell'emergenza che saranno trattati il Covid-19, i vaccini, la crisi climatica, la ripresa globale post-pandemia. Il ripristino parziale ai confini per quanto riguarda i controlli tra Italia e Austria, quindi in Friuli, nasce per questioni di sicurezza. Sotto il coordinamento del Centro di Cooperazione tra le Polizie d'Italia, Austria e Slovenia di Tornmagler in Austria. Saranno eseguiti monitoraggi a campione dei mezzi in ingresso e sarà ristretta una parte della careggiata della A23, all'altezza di un'area di sosta per facilitare il monitoraggio.
Continuano le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che è uscito da casa domenica, non ha fatto rientro. I familiari chiedono aiuto a tutti attraverso la nostra emittente per cercare di trovarlo. La sua auto è stata trovata vicino a una centralina idroelettrica a Coderno, è lì che è attiva da lunedì l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Udine. Oggi in campo i droni dei pompieri di Treviso e Padova, i cinofili di Venezia e Pordenone, oltre al personale di Gorizia e San Daniele. Molaro è alto 1,80 m, pesa 76 kg, stempiato, porta con sé un borsello a tracolla nero, indossa scarpe da ginnastica chiare. Chiunque abbia informazioni deve chiamare il 112. 1.200.000 euro per mettere in sicurezza una pericolosa porzione di versante sulla regionale 110 di Passo Pramollo li ha messi a disposizione la Protezione Civile Friuli Venezia Giulia. I lavori sono iniziati, la strada resta chiusa fino al 3 dicembre. Regionale 110 di Passo Pramollo tra Pontebba e l'Austria chiusa al traffico fino al 3 dicembre prossimo all'altezza della progressiva chilometrica 5+600 per mezzo chilometro circa. L'interdizione al traffico si è resa necessaria per permettere le operazioni di messa in sicurezza del versante che ha mostrato problematiche di cedimento. Lo ha disposto Febugistrade con una specifica ordinanza. Il traffico diretto a Pramollo quindi è vietato fino al completamento dei lavori. Il versante è molto ripido, spiega il sindaco di Pontebba. I bambuzzi, per quel che attiene alla parte della sezione rocciosa, ci sono problemi di caduta massi e di slavine. È però in fase di realizzazione una galleria artificiale lunga circa 60 metri per ovviare alle problematiche di transito. L'intervento avviato è di 1,2 milioni di euro ed è stato finanziato dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Sono riprese le attività didattiche nei musei civici di Pordenone che si rivolgono agli studenti di tutte le scuole cittadine con laboratori e iniziative per approfondire materie storiche e scientifiche. I bambini delle scuole pordenonesi tornano al museo grazie alla ripartenza del servizio didattico Musè, attivo già dal 2003 ma interrotto nell'ultimo anno e mezzo a causa del Covid. Le attività didattiche nei musei comunali, cioè appunto il Museo di Storia Naturale, il Museo Civico e il Museo Archeologico, sono pienamente ripartite con un ricco programma che è destinato ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado. È un modo per valorizzare i nostri musei e anche per coinvolgere i nostri ragazzi nella vita culturale pordenonese. L'invito alle scuole è quindi quello di rivolgersi al sito del comune, a Eupolis che gestisce queste attività, per iscriversi e scoprire questi centri culturali della nostra città. Da quest'anno, garantendo il rispetto di tutte le regole anti-Covid, i musei civici proporranno alle scuole una ricca gamma di laboratori e interventi. Con molte proposte che riguardano tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Sono 96 proposte diverse con attività laboratoriali in cui i ragazzi sperimentano e toccano con mano i reperti per far vivere appieno i musei. C'è inoltre quest'anno la possibilità, viste le difficoltà di alcune scuole di accedere al museo, anche la possibilità di svolgere le attività direttamente a scuola o nei parchi cittadini. L'ex Miss Italia Dani Mendez è stata protagonista al Teatro della Corte di Osoppo dello spettacolo Il carro di Dioniso. Per la stagione Eureka 12 di Anatema Teatro, il Teatro della Corte di Osoppo ha ospitato in esclusiva regionale la ex Miss Italia Dani Mendez, reduce sul tappeto rosso alla Festa del Cinema di Roma per l'anteprima di The North Sea, film del regista scandinavo John Andrea Andersen, ma è anche conduttrice del programma Pole Position in onda su Business 24, che attualmente sta calcando i palcoscenici dei teatri di tutta Italia, quello di Osoppo compreso, e, come sopra accennato in esclusiva regionale, per la messa in scena Il carro di Dioniso, dramma satiresco tratto dal Pluto di Aristofane, prodotto da Asso Teatro, associazione che riunisce compagnie teatrali e produttori del teatro dal vivo italiano, con regia di Vito Cesaro. In canovaccio spiccano le figure di Cerilo, ricco signore siciliano innamorato di Asteria, figlia di Anticlo, principe di Gela, la più bella e al tempo stesso altera donna siciliana con tendenza caratteriale, l'alterigia che la porterà a giurare: solo di un nume io sarò, oppure diventerò
sacerdotessa, con adattamento nel rispetto del testo originario dell'omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli. Il carro di Dioniso presenta temi di sorprendente attualità attinente alla distribuzione del denaro tra i cittadini, che provoca diseguaglianze, incomprensioni e tensioni, qui trattate sempre con ironia, paradossi e battute comiche a chiusura, che spostano l'asse da dramma in rime a commedia brillante, con interpreti Danny Mendes, Claudio Lardo, Massimo Pagano, Cristian Salicone, Filippo D'Amato e lo stesso regista Vito Cesaro, nella veste di personaggi caratterizzati e per certi versi surreali, che si muovono in una scena essenziale, sfavillante e colorata. Il telegiornale termina qui, ma tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Buona giornata.